Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti e ben ritrovati anche in questo venerdì 5 marzo nell'appuntamento con le stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, la giornata grazie alla luna in Sagittario scorre all'insegna del buon umore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise saranno all'ordine del giorno. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi coinvolgerete gli amici in un'iniziativa che vi sta a cuore. Toro, dopo un'attenta autoanalisi saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze, supererete quindi gli ostacoli. Il vostro buon senso e l'innata diffidenza vi aiuteranno a tenervi ancorati a terra e a non credere ai miraggi. Gemelli, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano, creando tensioni con il prossimo. Mettete in conto un seccante imprevisto. Mantenete l'attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di confondervi. Cancro, venerdì pensieroso per quanto riguarda il lavoro, siete ambiziosi ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L'intesa con gli altri è discontinua, insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno. Leone, protagoniste del giorno sono le ansie di cambiamento male indirizzate. Non ascoltate le sirene delle conquiste rapide perché potrebbero farvi imboccare strade sbagliate. La luna in trigono vi procurerà gli incontri giusti e vi guiderà alla vittoria in ogni eventuale sfida. Vergine, la solita routine, in genere così rassicurante, oggi vi va stretta. La colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi. Se gli impegni vi stressano, niente panico. Con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto. Bilancia, la luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Giornata di novità e notizie. Telefonate a un amico perso di vista oppure organizzate una bella cenetta a due per la serata. Scorpione, ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per il buon esito delle vostre iniziative professionali. Giornata però di spese impreviste. Grazie all'intraprendenza più smagliante del solito si concretizzerà la possibilità di ottenere ottimi risultati. Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti, se siete single avrete tutta l'audacia di osare in nuove conquiste e di nutrire l'intesa con sincero entusiasmo. Tra ingenuità e diffidenza troverete il punto di mezzo, riuscirete anche ad ottenere un risarcimento legale per un torto subito. Capricorno, concluderete al meglio le faccende di ordine pratico, una pausa di riflessione d'obbligo per dare il giusto peso a una questione che vi sta a cuore. Prestate attenzione ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, la luna in Sagittario è una panacea per l'umore, soprattutto quando come oggi avete bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dalla routine. La quotidianità vi irrita, ma lo scambio con i colleghi è stimolante e proficuo, giornata di nuove conoscenze. Pesci, le idee sono vincenti, ma come accade spesso non avete il coraggio di metterle in pratica. Peccato buttare al vento delle opportunità d'oro. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno. È tutto dalle stelle di Radio.0 per questo venerdì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0